Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con un'edizione straordinaria del nostro telegiornale, con la quale quest'oggi, sabato 27 di gennaio, manderemo in onda in diretta la cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario in diretta da Venezia dalla Corte d'Appello. Cerimonia che inizierà tra pochi minuti, alle 10 è prevista l'apertura dei lavori, ma per qualche anticipazione ci colleghiamo subito con il nostro inviato Filippo Fois, che con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio seguirà quest'oggi questo importante evento. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 da Palazzo Grimani, sede della Corte d'Appello di Venezia. Come vedete in questo momento stanno invitando tutte le persone che vedete alle mie spalle a prendere posto, perché tra una decina di minuti verrà inaugurato l'anno giudiziario 2024. È un anno giudiziario che, come tra poco vedremo, anche grazie ai contributi che sono stati raccolti nelle anticipazioni che sono state offerte ieri nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio e il Procuratore Generale Federico Prato, non mancano motivi di preoccupazione, sia per quello che riguarda l'aumento dei reati, sia per quello che riguarda il radicamento della criminalità organizzata nella nostra regione, sia per quello che riguarda l'oramai cronica assenza di personale che caratterizza la giustizia anche in Veneto. Marta. Dei dati davvero significativi, quelli che sono stati presentati ieri, quindi sentiamoli nell'intervista al procuratore generale Prato, che è stata realizzata dalla nostra collega Anna Maria Parisi. I fenomeni criminali sono in aumento, perché nel periodo in esame c'è stato un aumento del 7% complessivo, e in particolare la cosa preoccupante, c'è un aumento degli omicidi con una percentuale del 23% in più. Ovviamente questa è una statistica che fa riferimento al periodo dal giugno 22 a giugno 23, quindi non è una statistica aggiornata con i dati degli ultimi mesi. E poi ci sono i casi di femminicidio, i dati ci portano a giugno del 2023, quindi non tengono conto di quanto è accaduto dopo. Nel settore del cosiddetto codice rosso, tutte le procure del distretto sono allertate, sono aumentati i casi, però sono stati creati dei gruppi specializzati sia di magistrati sia di polizia giudiziaria che ne stanno occupando, in esecuzione di quelle che sono le previsioni della normativa emanata nel 2023. Per quanto riguarda poi gli altri fenomeni criminali, la presenza del crimine organizzato in Veneto è stata accertata sia dall'indagine sia dai processi di primo grado, che in alcuni casi sono stati già confermati in appello, e quindi abbiamo la presenza del fenomeno dell''ndrangheta in alcune province. Le cosche che vengono interessate da queste indagini sono quella grande Aracri, Gerace, Albanese, che sono attive, come dicevo prima, nelle province di Padova, Verona e Vicenza. Per quanto riguarda invece i casalesi, abbiamo il fenomeno nel Veneto, sì, nella provincia di Venezia, cioè Veneto orientale. Nella provincia di Treviso vi sono molti casi appunto di frodi commesse in relazione ai bonus edilizi. Per quanto riguarda poi gli infortuni sul lavoro, sono sempre presenti, perché in gran numero quelli mortali e quelli da cui derivano lesioni personali gravi o gravissime. Questo è derivato forse anche da questa accelerazione dell'attività nel settore edilizio dovuta ai bonus per le ristrutturazioni, che hanno costretto le imprese a una rincorsa per mantenere i tempi richiesti dai bonus, e quindi le maestranze sono sottoposte a turni evidentemente più faticosi, che hanno determinato un aumento degli infortuni.
E per quanto riguarda invece l'inquinamento, abbiamo i fenomeni di inquinamento nelle province di Vicenza, di Rovigo, soprattutto inquinamento delle acque. Faccio riferimento alla vicenda Miteni della Procura di Vicenza, che attualmente è in fase di giudizio avanti alla Corte d'Assise, e le indagini della Procura di Rovigo su altre ipotesi di sversamento che hanno addirittura danneggiato i depuratori. In materia di criminalità abbiamo visto come il degrado incida tantissimo, e in tal senso tra le città più colpite, con Padova e Verona, anche Mestre in materia di spaccio di stupefacenti, con la droga sintetica in mano ai clan degli albanesi con i nigeriani. Sì. C'è questo fenomeno che dura già da un po' di tempo, di degrado di alcuni centri tipo Padova, Verona, Mestre, in cui vi sono delle organizzazioni nigeriane e albanesi che spacciano giorno e notte, e quindi hanno reso invivibili certe zone della città. Anche qui c'è da parte dei questori la massima attenzione per prevenire il fenomeno, per arginarlo, e ovviamente da parte nostra c'è l'attività repressiva, che non manca mai, perché questo è un settore, quello del traffico di stupefacenti, che è attenzionato da parte di tutte quante le procure venete. Dottor Prato, infine una considerazione sulla base di quanto detto. Stupisce il fatto, o fa restare perplessi, il fatto che le procure del Veneto non siano state inserite all'interno del PNRR, non siano state considerate in tal senso, laddove comunque come dire, gli appelli affinché ci sia un'attenzione particolare per la macchina della giustizia siano stati e siano continuamente presenti. In realtà il personale per il processo è stato previsto dal PNRR solamente per gli uffici giudicanti, quindi sia le procure di primo grado sia le procure generali di tutta Italia sono sprovviste di questo personale per il processo, per cui per noi è più sensibile la difficoltà di procedere, in quanto il personale è quello previsto dagli originari organici, che è di molto già di base sottodimensionato, ma nello stesso tempo soffre di gravi carenze, perché come le dicevo, noi qui in Procura Generale abbiamo quasi un 40% di scopertura dell'organico, e non possiamo avvalerci del personale per il processo perché è destinato alla Corte d'Appello o ai tribunali, ma non a noi, perché la finalità di questo personale per il processo era quella di abbattere l'arretrato degli uffici giudicanti. Ecco, allora avete sentito, ecco, rivedo Filippo Fois in diretta dalla sede della Corte d'Appello di Venezia, dove tra pochi minuti comincerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Avete sentito dalle parole del procuratore generale un quadro di quello che è lo stato della giustizia nella nostra regione, dalle tinte davvero fosche, soprattutto per quanto riguarda, no, questo incremento dei reati. Filippo. Sì, effettivamente è una situazione molto grave, che sarà uno dei fili conduttori di questa seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario, assieme, l'avete sentito anche nel finale dell'intervista, a questa grave carenza di personale. Qui a Palazzo Grimani sostanzialmente la platea si è riempita. In prima fila siede il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro assieme al patriarca Monsignor Francesco Moraglia. In rappresentanza del governo c'è il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, che prenderà la parola dopo il presidente della Corte d'Appello e un componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È previsto anche l'arrivo del presidente della regione Luca Zaia, che ci dicono essere arrivato ad essere in questo momento al piano di sotto, per cui tra pochissimo dovrebbe iniziare. Io direi, Marta, di ascoltare anche il secondo contributo che abbiamo preparato, che introduce altre tematiche che saranno trattate questa mattina. La Corte ha ottenuto risultati positivi sia nel settore civile che nel settore penale, nel senso che abbiamo
diminuito anche in modo significativo le pendenze. Se potessimo avere quel 40% di personale amministrativo che ci manca, potremmo arrivare però a numeri che ci consentirebbero finalmente di definire i processi nei 24 mesi e quindi di dare una risposta tempestiva e di qualità, cosa che attualmente non siamo nelle condizioni di fare. Preciso che la qualità si riferisce al fatto che facciamo ancora troppe sentenze di prescrizioni, però la diminuzione delle pendenze, pur con questa gravissima situazione degli organici amministrativi e anche per i magistrati che continuano a mancarne 8 su 47, ci potrebbe portare a rispondere sempre nel merito delle cose per il penale e ancora più tempestivamente di quello che facciamo per il civile e soprattutto per il lavoro. In tal senso il suo appello a Governo e Parlamento affinché si accorcino i tempi della giustizia in 2 anni, proprio per evitare la prescrizione, perché la gente, i veneziani anche in questo caso, possano riporre maggiore fiducia nella giustizia, nella macchina della giustizia stessa? Sì, questi dati che riguardano tutto il distretto, perché anche tutto il distretto diminuisce, quindi tutti i tribunali hanno diminuito le pendenze civili e penali, però i numeri sono ancora elevati. La percentuale di mancanza di personale nel distretto è oltre il 30%, e quindi io vorrei che fosse chiaro ai cittadini che la magistratura sta facendo la sua parte. Abbiamo bisogno delle risorse, la Costituzione dice che le risorse umane e strumentali spettano al Ministro della Giustizia e quindi al Governo e quindi al Parlamento, perché il Governo ha le risorse di bilancio che il Parlamento mette a disposizione. Se noi avessimo da parte di Parlamento e governi le risorse che ci mancano, stiamo dimostrando che saremmo in grado di arrivare all'obiettivo costituzionale del processo giusto in tempi ragionevoli. Per spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa significa tutto questo in modo anche magari più spicciolo, quindi i magistrati si trovano costretti spesso e volentieri a dover svolgere le mansioni del personale amministrativo, ovvero anche dei cancellieri, laddove devono oggettivamente tirar fuori dagli armadi i fascicoli, i faldoni, poiché non c'è un sistema ancora informatizzato completo, e o devono fare o espletare questa mansione o devono stare in udienza. Guardi, l'esempio che lei ha fatto è quello che si verificherà a breve e che riguarda sia i magistrati che il personale amministrativo quando diventerà definitiva la nuova legge che ripristina la disciplina della prescrizione e elimina la disciplina della improcedibilità. Diciamo che la qualità del servizio che possiamo dare è sicuramente ridotta e insoddisfacente e aumentano i casi di applicazione cioè di definizioni non nel merito ma nella prescrizione nel settore penale. Ecco perché noi abbiamo bisogno non di più risorse, abbiamo bisogno che le risorse che sono prescritte noi si abbia, effettivamente ci siano date. Ripeto, questo è compito dei governi e del Parlamento. Se non ci vengono date, cosa succede? Che noi stiamo dimostrando con i risultati che otteniamo, che sono tutti positivi, che le cose vanno avanti, ma basta un qualsiasi intralcio, ad esempio l'arrivo di un processo penale di grandi dimensioni. Adesso la Corte d'Appello di Venezia dovrà trattare appunto il processo d'appello del cosiddetto dei Casalesi, che il Tribunale ha definito in 3 anni di udienze,
E ovviamente si blocca personale, un collegio intero di 3 magistrati a far solo quel processo, e se eri in una situazione di carenza di organico non riesci più a fare l'ordinario. Ecco perché le risorse sono indispensabili. Ecco, allora avete sentito dalle parole del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio, questo accorato appello alle istituzioni proprio per incrementare quelle che sono le risorse in dotazione ai tribunali del Veneto, alle procure in particolare, come all'intero sistema giudiziario, proprio perché questa carenza di personale sta davvero mettendo in grossa difficoltà l'intero sistema. Ecco, come vediamo dalle immagini che vi stiamo trasmettendo in diretta, sta per cominciare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. Quindi insieme vediamo la cerimonia in diretta dalla sede della Corte d'Appello di Venezia, Palazzo Grimani. Iniziamo la cerimonia con il canto dell'inno nazionale e un breve intrattenimento musicale offerto in collaborazione col Conservatorio. Ringrazio fin d'ora il Presidente e il Direttore. Se diamo un po' di vista, per favore, dietro di voi, grazie, così si vedono per coordinarsi. Grazie.
possiamo accomodarci, grazie.
Grazie ancora al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, agli interpreti, al direttore e al presidente. Abbiamo voluto introdurre un momento di bello rispetto ad una cerimonia dove saranno versate lacrime, così cerchiamo di trovare un equilibrio. Devo cominciare dando conto del fatto che oggi è la giornata della memoria e quindi ritengo doveroso riportare le parole del presidente Mattarella ieri sulla Shoah. Il più abominevole dei crimini per gravità e per dimensione, il genocidio di milioni di persone innocenti, commesso a metà dello scorso secolo nel cuore della civile Europa. Auschwitz spalancava e spalanca tuttora i suoi cancelli su un abisso oltre ogni immaginazione, un orrore assoluto senza precedenti, cui null'altro può essere parificato. Un orrore ideato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell'odio, del fanatismo, della prevaricazione. Un orrore che sembrava inconcepibile, tanto era lontano dai sentimenti che normalmente si attribuiscono al genere umano, ma concepito da menti umane. E rivolgo anche un caro e cordialissimo saluto al Presidente Salvatore Laganà, che non è presente per motivi di salute, vi siamo affettuosamente vicini. Ringrazio sinceramente e con rispetto le autorità civili, militari, religiose, gli ospiti e i cittadini che assistono a questa cerimonia grazie ai collegamenti televisivi di Antenna 3 ed informatici attraverso il sito ufficiale della Corte. Noi siamo consapevoli che queste vostre presenze trovano ragione non nelle nostre persone, ma nel rispetto delle toghe che indossiamo. La toga del magistrato, come del resto quella dell'avvocato, rappresenta la funzione pubblica dell'amministrazione della giustizia che egli adempie, funzione che noi magistrati dobbiamo servire ed esercitare sempre ispirandoci solo ai principi costituzionali e quindi con disciplina e onore in nome del popolo, ma nella soggezione solo alla legge, non ai sondaggi o alle apparenti aspettative maggioritarie del momento. Soggezione alla legge che è inscindibile dalla verifica imposta dall'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Ritengo anche doveroso, rispetto alla notizia che è stata data dai mass media di una petizione che voleva scoraggiare o addirittura rimuovere una difesa di un imputato di un grave reato che sarà poi giudicato in fase d'appello da questa Corte, quindi io non mi riferisco al caso, ma mi riferisco alla richiesta di fare un passo indietro al difensore a influire sull'università. Allora deve essere chiaro a tutti che la toga del difensore è una funzione che viene esercitata nell'interesse dello Stato, risponde a un obbligo costituzionale. E deve essere chiaro a tutti che una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua una difesa adeguata al caso concreto. E se un rimprovero eventualmente va fatto all'avvocatura, ma anche alla magistratura, è che a volte non si è adeguati a quelle che sono le peculiarità del caso, che si assiste e si giudica. E questo deve essere molto chiaro anche ai cittadini. È solo la soggezione alla legge, la fonte dell'indipendenza dagli altri poteri che l'articolo 104,1 della Costituzione attribuisce all'ordine della magistratura, e l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali costituisce lo strumento trasparente di verifica della soggezione alla legge del giudice, appunto unica ragione dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, come ricordato parlando ai neomagistrati dal Presidente Mattarella. Devo anche qui fare un cenno a un
un evento che è stato pubblicizzato dai mass media, che ha suscitato polemiche per l'intervento del vicepresidente del CSM all'inaugurazione dell'anno giudiziario ieri in Corte di Cassazione. È stata probabilmente una frase infelice. Vi è da chiedersi se la legittimazione del magistrato non trovi più ragione, o almeno non solo e non tanto, nella sua sottoposizione alla legge. E si è parlato di fiducia dei cittadini. In realtà, per chi di voi ha il libretto, vede nella prima controfacciata una frase del professor Luigi Ferraioli, professore emerito e già magistrato, che si conclude con le parole: ricorderà soprattutto se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. E allora probabilmente la lettura integrale di quell'intervento, al di là di quell'incipit un po' probabilmente infelice, attesta invece che il discorso che viene fatto è riferito al comportamento dei magistrati. E però quell'intervento, e questo mi consente di proseguire con quello che volevo dire, mette in evidenza l'importanza dell'efficacia della giurisdizione. Allora, anche questo deve essere chiaro, e devo dire che mi rivolgo soprattutto a chi ci ascolta e non ha competenze specifiche, perché se al giudice spetta di applicare la legge e in quello trova la sua legittimazione, perché altrimenti non avrebbe senso dare un potere del genere ad una persona solo per il fatto di aver vinto un concorso, ma quella persona deve applicare la legge e intanto in quanto applica la legge trova la propria legittimazione. E però la Costituzione è anche chiarissima a dire che spetta al Parlamento fare le leggi e spetta al potere esecutivo e quindi ai governi, come indica l'articolo 110 della Costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. E naturalmente i governi utilizzano le risorse che il Parlamento mette a disposizione. Allora, intanto il magistrato può lavorare e può seguire il suo modello in quanto gli vengono date le risorse, e le risorse non dipendono dalla magistratura. E appare quindi curioso che tra coloro che dovrebbero dare le risorse con la legge e con l'attività di governo, troppo spesso vengano attribuite alla magistratura le responsabilità per l'inadeguato funzionamento della giustizia, traendo da questo malfunzionamento anche argomenti per andare a modificare l'ordinamento della magistratura. Ora, poiché evidenziare le responsabilità altrui non può essere un modo per sfuggire alle responsabilità proprie, farò un breve cenno a quelli che sono i numeri della Corte e del distretto, dopo aver ricordato questo che è il quadro costituzionale. Personale amministrativo. Allora, e magistrati. La percentuale di scopertura dei magistrati giudicanti del nostro distretto è superiore alla media nazionale ed è la terza nazionale più grave. Situazioni peggiori: Rovigo 25%, Venezia 20%. La Corte ha appena ricevuto 8 consiglieri e ne siamo molto contenti, però contemporaneamente 2 sono transitati ad altri uffici e sono in uscita il Presidente e un consigliere della sezione lavoro. La percentuale di scopertura del personale amministrativo a tempo indeterminato continua a essere preoccupante e purtroppo deve essere detto che poco è cambiato dall'anno precedente, ma preoccupante è generico. Al 31 dicembre la media di scopertura nell'intero distretto Veneto
è del 31,6%, Belluno 40%, Corte 39,8%, Sorveglianza Venezia 39,1%, Tribunale Ordinario di Venezia 38,2%, Vicenza 33,8%, Sorveglianza Padova 29,4%, Sorveglianza Verona 28,6%, Treviso 28,1%, Verona 27,3%, Padova 24,7%, minorenni 27%, Tribunale di Rovigo 15,1%. Questo, per capirci, significa che il compito di smaltire le sopravvenienze, definire l'arretrato che prevede per previsione di organico un certo contributo di personale amministrativo, nel nostro distretto per una percentuale estremamente elevata che vi ho detto non è possibile. Però la pretesa c'è, e la pretesa c'è da parte dei cittadini, c'è da parte nostra e c'è anche da parte di chi dovrebbe, per compito costituzionale, ha il compito di trovare la soluzione per il personale amministrativo, ma in una situazione sicuramente complessa, anche di carenza di risorse generali, di fatto non lo fa. E quindi ecco il passaggio, e magari certe critiche rivolte al funzionamento dovrebbero essere accompagnate quantomeno da un ci rendiamo conto che la situazione è difficile e che però, e non diciamo un riferimento generico alle deficienze degli uffici, anche perché, ecco il punto, se andiamo a vedere i dati della produttività, sono nel distretto di Venezia, sono tutti positivi. Tant'è che io mi sono detto, ma devo trovare un punto di equilibrio tra dire che ci sono forti scoperture che ci impediscono di fare quella giustizia di qualità e di parità di trattamento che vorremmo fare, e poi dire che i nostri numeri positivi. Perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, insomma, di che vi lamentate? Diminuite tutti la pendenza, quindi vuol dire che le cose possono andare avanti anche in questo modo. Ma qual è la radicale differenza? Per esempio, la Corte Penale è passata dalla fine del 2019 alla fine del 2023 da più di 14.000 fascicoli a poco più di 9.000. E certo che è un bel risultato, ma per la gestione della giustizia ordinaria, che siano 14.000, che siano 9.000, che siano 8.000, non cambia niente, perché comunque io non riesco a fronteggiare questa situazione e quindi sono continuamente costretto a delle scelte impegnative che non spettano a me. Se non posso fare tutti i processi e qualcosa va in prescrizione, alla fine devo scegliere che cosa va in prescrizione. Ma noi vorremmo poter avere un ruolo, arrivare ad una pendenza che fosse, per esempio nel settore penale della Corte, tra i 5 e i 6.000 fascicoli per le 3 sezioni. Vedete come sono talmente abituato ad avere dei numeri ingestibili che già mi pongo come obiettivo 2.000 a sezione, che sono tantissimi, perché nelle corti di appello che sono intorno a noi 2.000 fascicoli per sezione verrebbero considerato un qualcosa di ingestibile. Bene, se noi avessimo quel 35-40% di personale che ci manca, o almeno ne avessimo il 10, il 20% in più, noi siamo nelle condizioni di raggiungere quell'obiettivo, perché i dati del nostro impegno e il dato dell'impegno di tutti i tribunali del distretto lo dimostrano. Mi permetto di rinviare all'intervento scritto che è nel libretto che vi è stato consegnato e che comunque insieme agli altri interventi verrà inserito sul sito, perché il tempo scorre. Allora questo deve essere chiaro. Noi siamo i primi, e insieme all'avvocatura, a volere una giustizia
che definisca con un processo giusto in tempi ragionevoli ogni causa. Perché siamo i primi? Perché noi stessi come cittadini non sapremmo che farcene di un giudice indipendente, di un'avvocatura libera, se i processi non vengono definiti. Perché il cittadino potrebbe arrivare di pensare: ma cosa me ne faccio di un giudice indipendente che non decide? Forse un funzionario scelto da qualcuno che però mi decide nel giro di 1 anno, 2 anni, 3 anni, è la soluzione che accetto. Ecco perché noi siamo i primi e facciamo di tutto per raggiungere l'obiettivo, siamo i primi a pretendere, ad orientarci verso la giustizia giusta in tempo ragionevole. Ma non compete a noi, non abbiamo la possibilità di assumerci personale, non abbiamo neanche la possibilità, non abbiamo i fondi per esempio per rivolgere alle società informatiche per fare un contratto, perché ci diano dei programmi che siano quelli che ci servono per lavorare. Adesso siamo in contatto, grazie al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con una società che ci ha predisposto un sistema per superare un buco nella disciplina del nuovo processo cartolare che riguarda la conoscenza del deposito delle conclusioni scritte. Ma ce l'hanno fatto in 10 giorni. E da lì abbiamo visto delle potenzialità, ci sarà la possibilità di accedere per conoscere la sentenza, per pagare la copia della sentenza, che sono però tutte cose di buona prassi che quindi non hanno una funzione legale. E uno dice: ma insomma, com'è che il Ministero non riesce a darci un programma per la gestione, per esempio, dei giudizi di appello? Sì, certo. C'è l'idea, c'è il piano di cominciare il telematico, si è cominciato con le indagini preliminari, poi con i GIP, poi si farà il primo grado. Ma insomma, uno stralcio per dire che intanto per l'appello facciamo un qualche cosa. E perché questo è importante? Sto veramente saltando, mi rendo conto, ma è l'unico modo per rimanere nei tempi, poi il resto è scritto. Io, insieme a tutti i presidenti delle Corti d'Appello, ho partecipato alla redazione di una nota diretta al Ministro della Giustizia e al Presidente della Commissione Giustizia della Camera e alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato in relazione alla legge che sta eliminando l'istituto della improcedibilità per decorso del termine massimo di durata dei processi in fase d'appello e torna all'applicazione della disciplina della prescrizione per tutti i gradi. C'era stata una modifica nel 2005, poi la disciplina della prescrizione è stata modificata 2017, 2019, 2021, 2023. Allora, se noi avessimo un sistema informatico come vorremmo, che problema c'è? Cambia la disciplina? Clicco e mi torna fuori l'elenco di tutti i processi secondo la nuova disciplina. No, noi adesso dovremo aprire gli armadi, tirar fuori nel penale, ho fatto i conti in corte al 20 di ottobre erano 3.300, aprirli, ricalcolare per ciascuno la nuova prescrizione. Chi lo fa questo lavoro? Lo fanno i magistrati e lo fa il personale amministrativo. Benissimo, ma se il personale amministrativo è carente del 40%, se i magistrati sono carenti del 18% e se nel frattempo si stanno facendo udienze e quel personale deve cercare di fare le udienze e i magistrati devono fare le udienze, e fin quando
non ci verrà assicurata la possibilità di una bilocazione, almeno per tempi provvisori, è o l'una o l'altro. E noi, dato che siamo fatti male, faremo l'uno e faremo l'altro. Ma questo è un problema. Allora che cosa avevamo fatto? Abbiamo detto al Parlamento, al Ministro, che ci ha risposto molto cortesemente, ha detto è una cosa nelle mani del Parlamento, decide il Parlamento. Abbiamo detto tocca a voi fare le leggi, benissimo, fate le vostre scelte, ma questa volta la questione è più complicata. Non si può dire che anche senza disciplina transitoria, parentesi, disciplina transitoria che è stata fatta in tutti i casi dei precedenti interventi sulla prescrizione. Allora non si può dire che c'è l'articolo 2 Codice Penale che applica, che ti dice fai il confronto, applichi la disciplina più favorevole. Perché questa volta non si dice la prescrizione del reato A, anziché durare 10 anni, ne dura 7. A quel punto che problema c'è di rivisitazione? Cioè, è facile, è 7. Ma oggi noi andremo a sostituire, per esempio, faccio un solo esempio tecnico, ma per capire come non fosse una nota pretestuosa, dato che è stata qualificata come ingerenza inammissibile, boicottaggio, eccetera. La legge Orlando prevedeva una sospensione di 1 anno e mezzo dopo la sentenza di primo grado, che veniva meno solo se in appello ci fosse stata un'assoluzione. Questa legge prevede una sospensione di 24 mesi, che però viene meno non solo nel caso di assoluzione, ma anche nel caso in cui il giudice d'appello non riesca a deliberare la sentenza entro i 24 mesi, che tra l'altro decorrono non dalla fine del termine per impugnare, ma dal termine che il giudice si è assegnato in sentenza, il che significa che per la Corte già non sono 24, ma sono 22 e 15 giorni. Poco rileva, ma questo è il dato. Bene, possiamo dire che con l'articolo 2 Codice Penale io risolvo il problema se sia più favorevole la disciplina della legge Orlando o sia più favorevole questa nuova disciplina. Ci sono ragioni ineccepibili per la soluzione A e per la soluzione B. E allora noi avevamo chiesto e abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere al Parlamento. Noi siamo soggetti alla legge, c'è questa situazione, se non c'è una disciplina transitoria io dirò che è A, un'altra Corte dirà che è B, poi bisognerà aspettare le sezioni unite tra un paio d'anni e uno dei due dovrà rifare tutto il lavoro perché avrà interpretato male. Ecco, è una lettera rispettosa, una lettera di collaborazione che segnala un problema e dice tu devi darmi una strada. Non è necessario che lo metti nella legge che ormai è approvata, basta una legge anche autonoma che ci dia delle indicazioni. È successo anche questo nel corso della storia. Perché? Perché in queste situazioni di organico e di carichi di lavoro occorre tener presente queste cose. Sui dati segnalo solo una questione che è molto interessante ed è molto importante, è la presenza di autorevoli rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Parlamento, oltre che del Consiglio Superiore, mi consiglia di segnalarla. Allora, tutti i tribunali di primo grado hanno diminuito le loro pendenze, meno il Tribunale di Venezia. Perché? Il Tribunale di Venezia ha aumentato la propria pendenza in quanto è stato raggiunto da un numero di richieste, quindi di ricorsi per il riconoscimento della cittadinanza da parte dei cittadini brasiliani collegati con l'Italia. Il numero di questi ricorsi da solo era ed è superiore
al numero di tutte le altre cause che sono state incamerate dal Tribunale di Venezia, dove il problema non è tanto, ma così mi fa sballare la prova che io sono molto, che io lavoro molto, insegna che la statistica va guardata con molta attenzione, cioè solo un dato di partenza, ma mi permetto di dire segnala anche un problema di natura politica, perché se la cosa dovesse proseguire ed estendersi, voi provate a immaginare l'impatto sulla composizione del corpo elettorale, sui quorum elettorale e così via. E questo è possibile perché alcuni automatismi scattano, questo è stato segnalato dal Presidente del Tribunale di Venezia e vorremmo approfondirlo in un seminario della Corte insieme all'Avvocato dello Stato Cerillo, persona competente e informatissima su questi aspetti, e al professor Denardi, del costituzionalista dell'Università di Padova, sulle implicazioni che questo può avere. Dico perché gli automatismi scattano anche quando i legami familiari sono lontanissimi e riguardano persone che assolutamente nulla hanno a che fare hanno avuto in concreto a che fare con la Repubblica. Chiudo con un riferimento alla situazione carceraria nel distretto e con un ultimo pensiero. Per il resto davvero vi devo chiedere la cortesia per chi fosse interessato di guardare la relazione. Allora, al 30 giugno 2023, perché noi abbiamo una strana situazione, cioè l'anno giudiziario va dal luglio di un anno al giugno dell'anno dopo, e quindi noi ci vediamo qua a gennaio dell'anno dopo e i dati sono quelli del 30 giugno dell'anno prima. Confidiamo che, che ci sia la possibilità prima o poi che le banche dati consentano di essere consultate in termini più ravvicinati. I dati che ho messo che riguardano la Corte sono invece i dati dal 1 gennaio al 31 dicembre. Allora, al 30 giugno, a fronte di 1947 posti, erano presenti negli istituti penitenziari Veneto 2.481 detenuti, 1.250 stranieri e 131 donne. Gli stranieri cioè c'è un problema, poiché c'è una situazione oggettiva di difficoltà a procedere con le espulsioni in via amministrativa, e sono precari in Italia. Le misure alternative alla detenzione, anche quando guardando il singolo fatto per cui c'è stata la condanna sarebbe possibile, non possono essere applicate. E quindi siamo in una situazione dove la detenzione sembra il modo per rimediare al fatto che non si riesce a espellere. Ma è una soluzione di breve periodo, perché il condannato dopo un po' ritorna, e quindi i problemi debbono essere altri, cioè i rimedi bisogna cercarli in altro modo. Qual è, è il pensiero con cui chiudo. Il dato triste, prima che preoccupante, è l'aumento di tutti gli eventi critici. I suicidi sono passati da 4 a 6, i tentati suicidi da 95 a 99, gli atti di autolesionismo da 768 a 787, come segnalato dalla Presidente Arata del Tribunale di Sorveglianza. Questa è la riflessione finale. Io credo che si imponga una riflessione comune e responsabilizzante. Il detenuto è tale per volontà dello Stato ed è affidato allo Stato. Il suo suicidio in carcere è quindi per sé un'anomalia difficilmente accettabile, specialmente quando si verifichi per la mancanza di strutture e personale dedicato per il disagio psichico e psichiatrico preesistente o indotto. È un'esigenza che certamente non può essere fronteggiata dalla polizia penitenziaria e tantomeno scaricata sulla stessa, anche per le ragioni argomentate sul rapporto ormai costante tra sovraffollamento e atti violento.
legislatore e governi dovrebbero privilegiare interventi sociosanitari, incrementando e ricoprendo effettivamente gli organici delle professionalità competenti e investendo sulla possibilità di lavoro interno ed esterno alle case di detenzione. La soluzione dell'innalzamento di pene risolvendosi esclusivamente in un sicuro aggravamento dei problemi. Non avendo seguito quello che avevo scritto, ho saltato quello che invece devo dire. Un grande ringraziamento alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia per la collaborazione piena per quello che riguarda gli amministrativi e per quello che riguarda le abitazioni per i dipendenti. Grazie anche al Consiglio dell'Ordine e all'AUS 3 perché ci consentono con i loro contributi di poter usufruire ancora dei volontari. Mi scuso per il tempo, vi ringrazio, do la parola al rappresentante del Ministero, sottosegretario. Al dottor Cosentino, rappresentante del Consiglio Superiore, sì. Come da circolare. Rappresentante del CSM. Sì. Grazie Presidente. Desidero preliminarmente ringraziare il Presidente della Corte d'Appello anche per questo bel intermezzo musicale che ci ha regalato e che ci ricorda che siamo nella città di Vivaldi, e anche per l'importante ricordo che ha fatto della commemorazione della Shoah, che resta nell'animo e nella mente di tutti noi come monito e come esempio da evitare e da superare. Signor Presidente, signor Procuratore Generale, autorità tutte, signore avvocate, signori avvocati, colleghe e colleghi, l'anno giudiziario che oggi si conclude coincide quasi perfettamente con il primo anno di attività dell'attuale CSM. È stato un anno molto denso che ha chiamato i nuovi consiglieri a misurarsi da un lato con le complesse tematiche gestionali e istituzionali lasciate aperte dalla precedente consigliatura e d'altro lato con i nuovi temi e problemi che si sono affacciati nel 2023 nell'universo della giustizia. Il Consiglio ha affrontato con grande energia un significativo arretrato che si era andato formando, chiarisco subito, per una serie di ragioni oggettive, non imputabili a soggettive responsabilità dei miei predecessori. C'è stata la pandemia, c'è stata la vicenda dell'Hotel Champagne con tutto quello che questo ha determinato anche in termini di avvicendamento dei consiglieri, anche in termini di lavoro necessario per la gestione di quegli esiti. C'è stato un lungo periodo di prorogatio dell'organo legato alla necessità che il nuovo Parlamento insediatosi nell'ottobre del 2022 nominasse eleggesse i componenti laici. Qui ci sono state delle ragioni oggettive, ma comunque si era realizzato, quando noi siamo entrati in carica, ci siamo misurati con un forte arretrato nella materia dell'approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, delle valutazioni periodiche di professionalità, nei conferimenti degli uffici direttivi e semidirettive, nelle conferme quadriennali, eccetera. Il Consiglio si è fatto carico di questo problema, ha riorganizzato i propri lavori anche cambiando alcune prassi che si erano andate consolidando negli anni e che ha rielaborato attraverso un'analisi che è stata anche un'analisi molto complessa, oggetto di uno studio molto approfondito. Si è creato un gruppo di lavoro apposito su questo all'interno del Consiglio per trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aumentare la capacità di definizione delle pratiche, che obiettivamente è quello che i colleghi si aspettano da noi, e però la necessità di preservare quegli spazi di tempo che risultano indispensabili alla struttura consiliare per la redazione degli atti. Si tratta di atti evidentemente molto complessi che richiedono tempo anche di studio e di riflessione, sono soggetti, come tutti sappiamo, al vaglio della giustizia amministrativa,
e ai consiglieri per recarsi negli uffici, incontrarsi con i magistrati, prendere diretta visione dei problemi dell'amministrazione della giustizia nei diversi territori. Il tema della modalità dell'organizzazione dei lavori consiliari, che ho toccato solo proprio di sfuggita, l'ho toccato perché solo apparentemente, con questo vorrei sottolinearlo, è solo apparentemente un tema tecnico, solo apparentemente appartiene, diciamo, all'interna corporis del CSM. In realtà la proporzione con cui i componenti del CSM distribuiscono il loro tempo tra Roma e i distretti, il modo con cui essi si rapportano ai magistrati appartenenti alla struttura consiliare, le modalità di tempo e di luogo in cui si incontrano al di fuori delle commissioni, rispettiva assegnazione, per scambiarsi informazioni e opinioni, lo stesso ordine in cui si seggono in plenum, concorrono a disegnare la costituzione materiale del CSM, concorrono a valorizzare o al contrario a depotenziare il senso della elettività dei componenti dell'organo disposta dall'articolo 104 della Costituzione. E quindi io ritengo che è bene che su questi temi si soffermi l'attenzione dei colleghi e l'attenzione dell'opinione pubblica in generale. Non sono, come spesso i temi tecnici, non sono temi neutri. Il tempo a disposizione è poco, non posso dar conto analiticamente dell'attività svolta dal Consiglio nel 2023, che è molto rilevante per il numero di pratiche definite, per l'adozione di numerosi provvedimenti di interlocuzione con il Ministero della Giustizia. Per questo faccio rinvio al testo scritto che vi è stato distribuito. Mi limito a sottolineare alcuni passaggi molto sinteticamente. Per quanto riguarda l'amministrazione della giurisdizione, va in primo luogo evidenziato come il Consiglio si sia impegnato tramite la quarta Commissione per abbattere i tempi di definizione delle procedure relative alle valutazioni di professionalità. Le pendenze hanno registrato una riduzione superiore al 40%. La quarta Commissione si è impegnata, peraltro, nell'adozione di una risoluzione in tema di standard di rendimento dei magistrati. Era un obiettivo molto atteso, un obiettivo che la magistratura attendeva dal 2006. Quest'anno lo abbiamo realizzato, naturalmente è solo un inizio, nel senso che poi è un testo che dovrà formare oggetto di ulteriori verifiche sperimentali, monitoraggi, ulteriori perfezionamenti. Importanti risultati di abbattimento dell'arretrato sono stati raggiunti dalla quinta Commissione in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Siamo riusciti ora a portare i tempi di vacanza degli uffici a un po' meno di un anno rispetto a un po' più di un anno e mezzo, che era la situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati in Consiglio. Un discorso a parte merita il tema delle conferme nelle funzioni direttive e semidirettive. Ricorderete che nel maggio-giugno dell'anno scorso diverse voci dell'associazionismo giudiziario espressero forti sollecitazioni, denunciando l'inammissibilità di giudizi di conferma o non conferma dei colleghi investiti di uffici direttivi che giungessero alle soglie dello scadere del secondo quadriennio. La quinta Commissione si è fatta carico molto solertemente di questo problema, oggi lavora sostanzialmente sull'attualità. Ma voglio sottolineare che in diversi casi quelle procedure presentavano problemi sui prerequisiti di indipendenza e autorevolezza culturale, legate ai rapporti intrattenuti dal magistrato in conferma con il dottor Luca Palamara, quali risultanti dalla messaggistica WhatsApp rinvenuta nel telefono cellulare a quest'ultimo sequestrato dall'autorità giudiziaria. Proprio queste pratiche sono state inevitabilmente quelle di più lunga trattazione in Commissione, per l'imponente mole degli atti da studiare, e allo stesso tempo sono state quelle su cui più spesso la Commissione si è divisa e il Plenum poi si è diviso. Sono state mandate in plenum proposte contrapposte, sia per l'oggettiva divergenza di valutazioni tra le diverse componenti consiliari, sia per la complessità tecnica, acuita dalla rapida evoluzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, del tema della utilizzabilità della messaggistica WhatsApp nei procedimenti disciplinari e amministrativi. Questo è un tema attualmente in grande evoluzione, fortemente all'attenzione del Consiglio. A breve si aspettano anche delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione su questi temi. È tutta una materia abbastanza evolutiva.
Voglio poi ricordare l'importante attività della 7ª Commissione, in aggiunta all'imponente lavoro ordinario di verifica dei progetti tabellari organizzativi, nella riscrittura delle 2 principali circolari sull'organizzazione degli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, e nella redazione della delibera sui carichi esigibili nazionali, che costituisce in qualche modo una sorta di pendant speculare con la delibera di quarta sugli standard di rendimento. Il carico esigibile è cosa diversa dallo standard di rendimento. Lo standard di rendimento è centrato sull'attività individuale del magistrato, il carico esigibile è centrato sull'attività dell'ufficio. Anche in questo modo noi abbiamo dato pienamente attuazione all'articolo 37 del decreto legge 98 del 2011, con un passo ulteriore rispetto allo stato attuale, perché adesso il Consiglio non si limita a stimare, a valutare la congruità del carico esigibile indicato dal capo dell'ufficio, ma valuta esso stesso la misura del carico esigibile. Dolenti note dobbiamo enunciare sul tema della mobilità dei magistrati. Il dato statistico di partenza è quello dell'attuale scopertura media sul territorio dei magistrati, che pari al circa il 16%, con punte di vuoto di organico che superano il 20%, per l'appunto proprio nella Corte di Appello di Venezia si va al 21%. Anche qui rinvio al testo scritto, mi limito a evidenziare un punto che credo deve essere portato alla vostra attenzione. Per ogni posto pubblicato nei bollettini di trasferimento, e quindi per ogni posto che sarà coperto all'esito delle operazioni di trasferimento, ci sarà un posto che si libererà, perché sarà quello lasciato dal magistrato che ottiene il trasferimento e va nel posto pubblicato. Presumibilmente si scoprirà il posto nell'ufficio più scomodo, nell'ufficio più di frontiera. Quindi questo è un elemento che noi dobbiamo sempre tenere presente quando si stabiliscono quando si fanno i cosiddetti bollettini, quando si stabiliscono i posti da pubblicare, perché è sempre necessario trovare un bilanciamento tra esigenze contrapposte. È stata molto importante nel corso di quest'anno l'interlocuzione col Ministro della Giustizia, anche perché è stata molto intensa l'attività legislativa di quest'anno. Ci siamo quindi più volte spesi nell'attività consultiva e propositiva prevista dall'articolo 10 della legge istitutiva del CSM. Mi limito a ricordare solo 3 pareri che mi sembrano di grande rilevanza: quello sul decreto legislativo su Eurojust, quello sul decreto legge Caivano, quello da ultimo reso proprio pochi giorni fa sulla disciplina della prescrizione penale, parere nel quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso argomenti praticamente sovrapponibili con quelli che il Presidente della Corte d'Appello enunciava prima sulla necessità di una disciplina transitoria che semplifichi il lavoro delle Corti d'Appello. Signor Presidente, a conclusione di questi brevissimi cenni vorrei aggiungere qualche breve considerazione. La magistratura in questi anni è impegnata in un grandissimo sforzo per adeguare il servizio giustizia alle esigenze della società italiana, anche in relazione agli impegni assunti dalla Repubblica nell'ambito del PNRR. Il servizio giustizia va adeguato sotto il profilo quantitativo, perché è necessario ridurre i tempi della risposta giudiziaria alle molteplici domande di giustizia, civile e penale, che provengono dai cittadini e dalle imprese. Va adeguato anche sotto il profilo qualitativo, perché è necessario garantire sempre soluzioni giurisprudenziali che per un verso risultino capaci di intercettare i bisogni di giustizia emergenti dalle dinamiche sociali in evoluzione, filtrandoli nella lettura di un quadro normativo sempre più complesso e multilivello. Per altro verso soddisfino l'esigenza di prevedibilità della decisione, le quali costituiscono un essenziale corollario del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché il prerequisito di qualunque razionale programmazione delle attività economiche delle famiglie e delle imprese. Nel suo sforzo di adeguamento del servizio giustizia alle esigenze complessive del Paese, la magistratura non può però essere lasciata sola. Essa deve poter contare innanzitutto su un legislatore capace di legiferare con razionalità e chiarezza, dotato della piena consapevolezza che qualunque innovazione normativa genera ricadute sistematiche e può produrre effetti anche rilevanti sull'organizzazione della giustizia. Come ha sottolineato la prima Presidente della Cassazione nell'inaugurazione di giovedì scorso,
La rapida successione di leggi, soprattutto se ispirate da logiche settoriali, determina i presupposti di possibili incoerenze del sistema complessivo e pesanti ricadute sul funzionamento della giustizia, attesa la stretta interdipendenza esistente tra regole sostanziali e processuali e modelli organizzativi proiettati a garantire la corretta e utile celebrazione di processi nell'osservanza dei diritti fondamentali. Il legislatore è il dominus delle scelte politiche e quindi delle scelte legislative, ma è essenziale che queste scelte legislative avvengano con chiarezza e con coerenza interna. Il diritto è un sistema, tutto si tiene. Se si fa una cosa si deve sapere che se ne sposta un'altra. La magistratura deve poter contare altresì su un Ministro della Giustizia capace di svolgere con efficienza e con mezzi adeguati il proprio mandato costituzionale, ma su questo non ho niente da aggiungere a quello che ha detto il Presidente della Corte. La giustizia deve infine poter contare su un CSM capace di assolvere pienamente la propria funzione costituzionale di garante dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura stessa. Un CSM capace di svolgere con efficienza e trasparenza le funzioni amministrative che la legge gli assegna, in grado di plasmare attraverso la propria giurisprudenza disciplinare il modello deontologico di magistrato, in grado di levare la propria voce, quando necessario, a tutela di uffici o di singoli colleghi, in grado di intervenire con autorevolezza nel dibattito politico e culturale sui temi della giustizia e di interloquire con quella franchezza che sostanzia la leale collaborazione con il Ministro e per suo tramite con il legislatore. Un'ultima chiosa su questo punto, che ha formato oggetto di dibattiti consiliari anche vivaci. Il CSM non ha nessuna pretesa di sostituirsi al legislatore nelle scelte politiche che al medesimo e solo al medesimo competono. Ha però il dovere, attribuitogli all'articolo 10 della legge istitutiva, di dare pareri su ogni altro oggetto comunque attinente all'amministrazione della giustizia. E questo Consiglio intende adempiere a tale dovere fino in fondo, senza protervia, ma senza timidezza. Sono contributi tecnici, non sono interferenze politiche. Hanno il solo scopo di rappresentare ai titolari delle decisioni politiche le ricadute operative delle loro scelte per garantire la congruità dei mezzi ai fini, dei mezzi adottati ai fini enunciati, nel comune e superiore interesse della Repubblica. Grazie, auguro a tutti un buon anno giudiziario. La ringrazio anche per i tempi. Senatore Ostellari, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Prego. E grazie per essere venuto oggi. Grazie a voi invece. Io ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno, essendo consapevole, Presidente, che quel bicchiere deve essere riempito. E i grandi sforzi che stiamo facendo ovviamente si innestano in questa visione, in questa consapevolezza, anche in relazione all'eredità che abbiamo ricevuto. Poi ovviamente le trasmetto la relazione che adesso leggo e che non siamo riusciti a inviarle in tempi utili per la stampa. Saluto ovviamente il signor Procuratore Generale, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, le autorità tutte, civili, militari e religiose. E come delegato quindi del Ministro rivolgo preliminarmente un doveroso ringraziamento ai magistrati, agli avvocati, al personale amministrativo e alla Polizia Penitenziaria e a tutti gli operatori del Distretto Giudiziario di Venezia. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione, il Ministro della Giustizia ha definito quello che si apre come l'anno giudiziario delle conferme. Le conferme di buoni risultati che cominciamo a registrare nella premessa di quello che vi dicevo prima, cioè bicchiere mezzo pieno, nella consapevolezza della necessità di doverlo riempire per il buon funzionamento. Le conferme di buoni risultati che cominciamo quindi a registrare con conferme degli sforzi che non smettiamo ovviamente di assicurare. Le conferme soprattutto dell'opportunità unica che abbiamo di entrare in una nuova fase in cui la giustizia può diventare la forza motrice di una rinnovata crescita del Paese.
Siamo chiamati a consolidare ovviamente una inversione di tendenza attraverso la puntuale attuazione del PNRR, che è una grande opportunità basata su condizioni che il nostro Paese ha finora rispettato con puntualità e che continuerà a rispettare. E questo non solo per onorare il contratto sottoscritto con l'Europa, ma ancora di più per assolvere alle nostre responsabilità verso i cittadini. Il 2023 è stato un anno di attuazione delle riforme per l'efficienza del processo penale e del processo civile. L'impegno per l'efficientamento di questo sistema giudiziario ha prodotto primi significativi risultati, in termini di abbattimento dell'arretrato, di riduzione del tempo di definizione dei processi, e di questi primi risultati positivi occorre ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerli. Sono risultati sicuramente da consolidare, ecco quindi la necessità di fare di più, ma più elementi inducono a essere fiduciosi. In primis l'immissione di nuove risposte, di nuove risorse attuata mediante un significativo piano di assunzioni per la copertura delle piante organiche, e questo ovviamente a livello nazionale. Particolare attenzione è stata riservata al personale amministrativo. Nel 2023 sono entrati in servizio quasi 3.000 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, 1.002 a tempo determinato assunti in ambito PNRR, per un totale quindi di 4.200, pari a circa il 10% dell'intera dotazione complessiva organica. Nonostante le difficoltà del mercato del lavoro, il Ministero ha attivato una serie di misure poi incentivanti, anche queste assolutamente necessarie, quale la definizione degli accordi sindacali in tema di mobilità del personale, definizioni di interpello nazionale di mobilità tra uffici giudiziari. L'ultimo accordo, pensate, risaliva al 2007. L'avvio di procedure di mobilità per la stabilizzazione del personale, procedure di progressioni economiche con riconoscimenti, ovviamente di stipendi più adeguati. Questi erano fermi al 2019. Riconoscimento di retribuzioni accessorie per gli anni 2020-22, e qui c'è stato il pagamento di oltre 220 milioni di euro al personale amministrativo. L'avvio di trattative per il contratto integrativo mancante dal 2010, con un quindi riconseguimento di nuove famiglie professionali e riconoscimento anche di progressione di carriera. E sono stati stipulati, e qui ringraziamo quindi soprattutto la Regione Veneto, degli accordi quadro con le regioni per attingere a graduatorie concorsuali degli enti locali, allorquando quelle nazionali ovviamente non consentono la riapertura di posti messi a concorso. E questa è una nuova strategia che valorizza il rapporto con il territorio dei partecipanti. Il primo accordo appunto è stato stipulato qui, lo ricordiamo, con il Presidente Zaia e con il Ministro Nordio, con 61 assistenti giudiziari assunti per gli uffici di questo distretto. Altri 3 sono appena stati stipulati di recente, pochi giorni fa, con Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna. Altri sono in fase di conclusione a breve con Friuli, Venezia Giulia e Calabria. Qui, da noi, entro il primo semestre del 2024, sempre grazie all'accordo con la Regione Veneto, saranno assunti 28 autisti. 4 saranno dedicati esclusivamente agli uffici veneziani, essendo dei motoscafisti. Si prevede inoltre altro personale destinato agli uffici del distretto, quindi nuovi rispetto al conteggio precedente, previa l'interlocuzione con la Regione Veneto per le ulteriori graduatorie di nostro interesse. Anche l'organico della magistratura nel 2024 vedrà nuove immissioni per circa il 10% dell'organico, e attraverso la definizione di 2 concorsi per oltre 900 posti complessivi e lo svolgimento delle recentissime prove scritte effettuate proprio nei giorni scorsi di un ulteriore terzo concorso di 400, quindi siamo a un totale di 1.300 nuovi magistrati. Certo, voi direte, ci vuole però il tempo perché questi arrivino, e questo tempo è assolutamente necessario per la loro formazione. Annettiamo particolare poi importanza al ruolo della magistratura onoraria. A breve sarà presentato un disegno di legge per una riforma organica
finalmente una riforma organica che orienti l'inquadramento della categoria, definendo al meglio le funzioni e il conseguente status giuridico e economico anche per chiudere una procedura di infrazione europea. Le nuove assunzioni degli addetti dell'ufficio del processo. Ecco, le trattative concluse positivamente per prorogare la loro presenza non erano assolutamente scontate, l'esito non era scontato. E qui oggi vi posso anche affermare che c'è l'assoluto nostro impegno politico di indirizzo per l'impegno programmato per l'assunzione al termine del PNR previsto nel 2026. Prima non si può fare solamente successivamente. E questo credo sia un messaggio che positivo possiamo dare a tutti gli addetti degli uffici per il processo, che si inseriscono nelle logiche di investimento per il miglioramento di servizi giudiziari dal 2026. In questo distretto gli UPP in servizio ad oggi risulterebbero 315, inferiori ovviamente al numero dedicato, e questo numero però crescerà a breve grazie a questo prossimo concorso di 4.000, che infatti andrà a coprire il 36% di attuale scopertura. Sul fronte delle risorse materiali poi sono stati avviati 61 interventi di edilizia giudiziaria, ma mi riporto poi su questo alla relazione. Ulteriori avanzamenti e investimenti sono assicurati anche con riferimento all'investimento in digitalizzazione. Qui in particolare va sottolineato lo sforzo di tutti per il completamento che abbiamo raggiunto nella digitalizzazione di oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari. Nel campo della tecnologia, gli interventi, oltre ad essere un investimento, sono un destino da attuare con risorse ordinarie e straordinarie. E in questo vi segnalo che il neo dipartimento finalmente partito, finalmente nato, della transizione digitale e tecnologica presso il nostro Ministero sarà oggetto di una nuova riorganizzazione capace proprio di affrontare quello che anche il Presidente di questa Corte si augura che possa essere effettuato. Sono stati infatti poi revisionati i target di abbattimento dell'arretrato in modo più aderente all'andamento degli indicatori. Si è valorizzato l'investimento formativo che gli uffici giudiziari e il Ministero hanno compiuto nei confronti della prima tornata di personale assunto, quindi prevedendo la proroga dei contratti a tempo determinato fino a giugno 2026 ed è stata incrementata l'ulteriore dotazione di questi addetti all'ufficio del processo con un reclutamento di 4.000 unità che sarà quindi svolta nei prossimi mesi. Al termine di tutta questa procedura nel 2026 quindi c'è questo impegno all'assunzione, la messa in assunzione di questo personale attraverso ovviamente un concorso. A fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità, poi si è concordato con la Commissione europea di compiere uno sforzo integrativo entro il prossimo mese di marzo, ulteriori interventi in 3 ambiti: attrarre e trattenere in servizio unità di personale assunte, sostenere uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato della giustizia civile, dare un riconoscimento agli uffici giudiziari che raggiungono specifici obiettivi annuali di riduzione del numero di casi pendenti nel sistema della giustizia civile. Questo è lo scenario che abbiamo avanti. In questa fase di rinnovamento l'elemento più significativo potrà essere anche una nuova cultura che si può definire della conciliazione, perciò si punterà sulle varie forme di mediazione in ambito civile e sulla giustizia riparativa in ambito penale. E anche una riflessione sul senso profondo della giustizia, a cui non ci si può sottrarre in una data in cui si celebra, lo ricordava lei prima Presidente, il Giorno della Memoria, istituito per conservare il ricordo della massima ingiustizia e delle terribili persecuzioni subite dal popolo ebraico in un tragico ed oscuro periodo della storia d'Italia ed Europa. Segni questi di un approccio sempre antico e sempre nuovo, in cui si risponde al bisogno di sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo alla domanda di maggiori garanzie per chi è coinvolto in indagini penali. Anche all'interno del sistema carcerario prosegue e proseguirà, Presidente, l'impegno ad attuare al meglio i principi costituzionali, cercando di favorire al massimo il lavoro
per le persone private della libertà nella sua funzione fondamentale al reinserimento e al contempo migliorare le condizioni complessive degli istituti penitenziari, in cui migliaia di servitori dello Stato prestano ogni giorno il loro alto servizio. E nei prossimi mesi, in questa visione, saranno assunti 236 nuovi educatori penitenziari che completeranno le piante organiche degli istituti, oltre a importante innesto di circa 2.000 agenti tra aprile e giugno di polizia penitenziaria. In ogni settore occorrono infatti strumenti innovativi. Sul piano normativo e operativo, quest'anno ad esempio vedrà l'avvio di un nuovo tribunale unico per la famiglia e le persone, progetto ambizioso sul quale adesso ci stiamo concentrando, anzi con il CSM dovremo assolutamente concentrarci e vederci. E all'altezza di continue innovazioni tecnologiche, la cybersicurezza, ad esempio, rappresenta un'assoluta priorità contro vecchie e contro nuove forme di criminalità. E il contrasto al crimine organizzato transnazionale sarà tra gli argomenti centrali di un evento straordinario nell'agenda del G7 Giustizia in programma durante la presidenza italiana proprio qui a Venezia nel maggio di quest'anno. Si apre dunque un anno decisivo in cui ben solida in tutti deve essere la consapevolezza della responsabilità anche verso le future generazioni, un obiettivo superiore che muove gli sforzi di ciascuno di noi per i diritti dei singoli e dell'intero interesse del Paese. E approfitto quindi per aggiungere due considerazioni, una relativa al nostro territorio, una alle deleghe che mi sono state conferite dal Ministro Nordio. La prima, grazie alle straordinarie professionalità di cui è dotato questo prestigioso distretto, quindi grazie a queste straordinarie professionalità, questo distretto può diventare un riferimento di eccellenza a livello nazionale. Ma in questo ovviamente dobbiamo fare squadra tutti e noi per primi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità e le nostre decisioni. Il Veneto è laboratorio di innovazione in molti settori, dall'impresa al turismo, alla cultura, al volontariato, alla sanità. Può puntare ad esserlo anche nella giustizia, a condizione ovviamente che tutti guardiamo assieme verso questa unica direzione, quella di avvicinare i servizi anche ai cittadini, di renderli protagonisti delle scelte, comprese anche quelle della politica, senza paura di cambiamenti, delle opportunità che la tecnologia ci offre e particolarmente di mettersi in ascolto delle richieste che arrivano dalle nostre comunità. Fra queste c'è anche una che arriva da decine di amministratori, categorie economiche, associazioni e singole personalità che invocano, ad esempio, l'istituzione di nuovi presidi, il Tribunale della Pedemontana, argomento che ovviamente suscita dibattito, ma è sicuro che da parte mia, da parte del Ministero, c'è piena disponibilità alla condivisione, alla discussione, all'impegno, con la consapevolezza che a un certo punto la politica è chiamata a prendere decisioni e che di queste decisioni si assume ovviamente la responsabilità. La seconda considerazione riguarda più strettamente le mie deleghe, trattamento detenuti e giustizia minorile e di comunità che lei prima ha citato. In carcere ci sono persone private della loro libertà, ma non ci sono persone private della loro dignità e nessuno può togliere quella dignità. A loro è dovuta l'opportunità di accedere a percorsi rieducativi anche attraverso il lavoro, anzitutto per loro stessi e per chi opera nei nostri istituti. Penso al personale, agli educatori, agli agenti di polizia penitenziaria, perché dove le esperienze trattamentali sono diffuse, le aggressioni, i comportamenti autolesivi e i suicidi avvengono di rado. Si ripetono invece, e questo non può che addolorare tutti noi, nei contesti in cui a prevalere sono la noia e l'abbandono. Ecco perché quindi il tema del lavoro. E poi la comunità intera, anzitutto perché i detenuti che lavorano contribuiscono concretamente anche al loro mantenimento e imparano qualcosa. Successivamente perché una volta scontata la pena
come indicano i poderosi dati in nostro possesso, questi escono dai circuiti criminali e possono reinserirsi efficacemente nella società. Attenzione però, il lavoro in carcere non è un premio e i premi non giovano a chi ha compiuto reati. L'espiazione di una pena è efficace in un contesto di regole chiare, all'interno del quale il detenuto possa trovare contezza dei suoi errori e assumersene la responsabilità, senza scuse, senza scappatoie, senza inutili indulgenze. Pietà e giustizia sono collegate. Come ricordava un avvocato veneziano, con la passione per il teatro. Scriveva Carlo Goldoni, infatti, la vera pietà nell'animo di chi la esercita non va mai disgiunta dalla giustizia. E la giustizia è un atto di pietà particolare quando benefica, è un atto di pietà universale quando punisce, purché, aggiungo io, la punizione sia rispettosa della dignità della persona e contribuisca a renderla migliore senza inutili afflizioni. Su questo voglio essere chiaro: l'obiettivo della cura, della tutela della dignità, della rieducazione dei condannati a pene detentive non può essere demandato in toto al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, a cui spettano certamente investimenti in strutture e personale, ma che si deve giovare del contributo di tutte le istituzioni, come pure dei territori in cui insistono i penitenziari. Nelle carceri servono sicuramente più sanità, più formazione, più lavoro. Ripeto qui un appello che ho già lanciato durante numerose visite nei territori, non ultimo quello di Verona. Le imprese, anche con il sostegno del terzo settore, trasferiscano parte delle loro lavorazioni negli istituti di pena, come già avviene ad esempio in altri istituti che tutti voi conoscete. Oltre ai vantaggi previsti dalla normativa vigente, troveranno da parte del Ministero piena collaborazione. Quanto alla sanità, è evidente che uno sforzo ulteriore va fatto per la presa in carico di soggetti con disturbi psicologici, spesso legati anche a fenomeni di dipendenza da sostanze. Su quest'ultimo punto, però, abbiamo già avviato un'interlocuzione efficace con la Regione Veneto, che ringrazio, e chiudo con un focus sulla giustizia minorile. Le nuove normative introdotte dal Governo per contrastare i sempre più diffusi fenomeni di devianza e baby criminalità si concentrano sulla prevenzione dei reati e non solo sulla repressione. Io stesso mi chiedo se il carcere sia il luogo più adatto per educare giovani e giovanissimi che hanno sbagliato. Per questo, sempre insieme alla Regione Veneto e alla Regione Lombardia, con il capo dipartimento Antonio San Germano siamo impegnati per offrire opportunità alternative alla detenzione a soggetti in esecuzione penale che hanno commesso reati minori. Penso a delle comunità sanitarie e socio-educative e segnalo tuttavia che questo impegno è massimo anche sul fronte della realizzazione però di strutture detentive innovative e nuove. E mi auguro quindi che entro l'anno riusciremo a inaugurare il nuovo IPM di Rovigo, che rappresenta un'eccellenza assoluta non solo a livello nazionale ma a livello internazionale per spazi e per tipologia di struttura. Ancora una volta, e anche su questo punto il Veneto può dimostrare di essere un esempio nell'impegnativo percorso di ricostruzione delle identità dei minori più fragili e nel loro pieno inserimento in una comunità vivace e laboriosa. Grazie. Grazie, signor Procuratore Generale. Grazie Presidente. Rivolgo innanzitutto il mio saluto ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, a tutte le autorità presenti, civili, militari e religiose, ai magistrati, agli avvocati, alle donne e agli uomini che lavorano negli uffici giudiziari con funzioni amministrative, alla Polizia Giudiziaria, a tutti i cittadini, in nome dei quali siamo chiamati a svolgere la nostra funzione. Parlerò della risposta che la magistratura requirente del distretto di Corte d'Appello di Venezia si sforza quotidianamente di offrire alla collettività, seppure in una
ormai carenza cronica di personale sia di magistratura che amministrativa. L'andamento della criminalità nel distretto Veneto. La verifica dei dati statistici consente di registrare un apprezzabile aumento nella misura dell'8% del fenomeno criminoso nel nostro distretto. A fronte delle notizie reato pari a 27.433 nell'arco temporale 2021-2022, risultano invece iscritti 29.581 procedimenti nel periodo in esame. Con specifico riferimento alle singole categorie di reato, l'analisi statistica documenta una significativa diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati di criminalità organizzata e dei reati in materia di terrorismo. Tale dato può ritenersi sintomatico non certo di una diminuzione effettiva dei fenomeni criminosi, ma dalla cronica difficoltà di emersione e di accertamento probatorio di tale tipologia di crimini, che è direttamente proporzionale alla carenza degli organici degli uffici requirenti di primo grado e della sempre maggiore farraginosità della normativa processuale, con particolare riferimento alla materia delle intercettazioni. Risulta un trend in calo anche per i reati di pedopornografia, in materia di inquinamento ed in materia di edilizia ed urbanistica. Di rilevante interesse risulta il vistoso aumento dei reati economici, informatici e di materia di stupefacenti. Preoccupante l'aumento dei reati di omicidio, per i quali si registra un'impennata del 23%. Costante la presenza del fenomeno della criminalità organizzata, di cui è l'articolo 416 bis del Codice Penale. Le indagini svolte e le sentenze emesse dai tribunali, in parte già confermate dalla Corte d'Appello, restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione delle province di Padova, Venezia, Verona e di misura minore Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese, 'ndranghetista, Costa, Grande Aracri, Gerace, Albanese, nelle province di Padova, Verona e Vicenza, mentre il fenomeno camorristico interessa la parte orientale della provincia di Venezia. Ancora presente nel centro storico di Venezia, nel settore nevralgico della navigazione turistica lagunare, il fenomeno criminoso che si estrinseca nelle estorsioni alle imprese di trasporto. Nella provincia di Vicenza, che vede la presenza di un ampio e variegato tessuto industriale e manifatturiero, con conseguente rischio di emissioni di polveri, gas, radiazioni, si deve segnalare il procedimento per avvelenamento di acque, sostanze alimentari e disastro doloso ambientale nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e dirigenti della Miteni SPA per emissioni inquinanti di sostanze perfluoroalchiliche in corso di trattazione avanti alla Corte d'Assise. Sempre in materia ambientale si sono registrati anche fenomeni criminosi di rilievo internazionale, consistiti nell'attività posta in essere da un gruppo di imprenditori di Vicenza che organizzavano la spedizione in Africa di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, in particolare provenienti dalla demolizione di moduli fotovoltaici. Nella provincia di Rovigo, nella quale è dislocato uno dei più importanti poli a livello europeo dell'industria farmaceutica, è stato accertato un imponente fenomeno di smaltimento illecito di rifiuti industriali pericolosi che, confluendo nei corpi idrici, ha addirittura cagionato il danneggiamento di un depuratore. Numerosi sono i procedimenti relativi a frodi sui crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica in corso di indagine o già in fase dibattimentale, in essere presso tutti gli uffici del distretto, ma che hanno in particolare interessato la provincia di Treviso. Uniforme in tutto il distretto è la presenza di delitti relativi alla tutela delle cosiddette fasce deboli, sempre più frequenti i casi di maltrattamenti in danni di genitori anziani o comunque di familiari da parte di figli o compagni conviventi affetti da problematiche di ludopatia e o di dipendenza alcolica o da sostanze stupefacenti. In tali casi il ricorso allo strumento repressivo cautelare
appare di limitata efficacia e dimostra la scarsa presenza del sistema pubblico assistenziale. Massima è l'attenzione da parte delle procure del distretto in merito alla complessa realtà correlabile al cosiddetto fenomeno del codice rosso. L'attenzione viene prestata al fine di garantire adeguate tempistiche di iscrizione e di svolgimento delle indagini, che in tutte le procure del distretto vengono assegnate ad un gruppo specialistica. Puntuali sono le indagini conferite prevalentemente a gruppi investigativi specializzati alla trattazione di suddetta materia, con immediato coinvolgimento di psicologi di settore aventi la specializzazione all'escussione forense. Il numero di procedimenti è rilevante, essendo pervenute nell'arco temporale oggetto di esame 2.613 notizie di reato, con un aumento in percentuale rispetto all'anno precedente pari al 7%. Gli omicidi volontari con vittime di sesso femminile nel periodo in esame risultano essere state 14, erano state 15 nel periodo precedente. Gli omicidi tentati con vittime di sesso femminile sono pari a 15 come nel periodo precedente. Diffusa e capillare l'attività gestita da gruppi stranieri prevalentemente albanesi e nigeriani di spaccio al minuto di sostanze stupefacenti quali eroina e cocaina, con recente immissione nel mercato di nuove sostanze droganti create in laboratorio, fortemente dannose per la salute. Il fenomeno interessa prevalentemente quartieri degradati nelle città di Verona, Padova e Mestre, creando gravissimi ed ormai perduranti nel tempo problemi di ordine pubblico. Si sono create zone da anni occupati da gruppi di spacciatori che distribuiscono stupefacenti a qualunque ora del giorno e della notte. Il Veneto, notoriamente regione di punta per l'economia nazionale, presenta rilevanti problematiche nel settore della sicurezza sul lavoro, risultando essere una delle regioni italiane più colpite da incidenti mortali. Il settore maggiormente colpito risulta essere quello dell'edilizia, prevalentemente in mano a maestranze straniere, essendo il settore in massima espansione in ragione dei cosiddetti bonus collegati al ripristino del patrimonio immobiliare. I tempi stringenti di esecuzione delle opere, finalizzati alle tempistiche del beneficio, possono essere stati causa dell'abbassamento delle misure di sicurezza predisposte per i lavoratori. Gli omicidi colposi derivanti da infortunio sul lavoro risultano essere stati 36, mentre le lesioni colpose gravi e gravissime, sempre derivanti da infortunio sul lavoro, si sono attestate nel numero di 520, in calo rispetto all'anno precedente. Come evidenziato dal Presidente Citterio, dalla relazione del Tribunale di sorveglianza emerge che il dato delle presenze in carcere è in costante aumento rispetto a quello degli anni precedenti e che la situazione di sovraffollamento degli istituti di pena veneti risulta particolarmente preoccupante. In particolare significative sono le percentuali di sovraffollamento delle case circondariali di Vicenza, Verona e Venezia ed anche della casa di reclusione di Padova, dove da tempo sono assegnati anche detenuti definitivi con pena inferiore ai 5 anni. Viene evidenziato inoltre come nel Veneto tutte le case circondariali registrino una netta prevalenza di detenuti definitivi rispetto a quelli non definitivi, situazione che evidentemente ha una diretta incidenza sul carico di lavoro della magistratura di sorveglianza. Il numero complessivo di eventi critici e l'aumento degli eventi gravi è sintomo di un profondo malessere della popolazione detenuta, soprattutto quella più fragile e marginale, cui l'amministrazione penitenziaria non riesce a fare fronte anche per la carenza di risorse quanto ad operatori e soprattutto di esperti, psicologi o mediatori culturali. La ridotta offerta trattamentale purtroppo è correlata ad un'alta percentuale di detenuti che soffrono di disagio psichico e o psichico e non hanno la possibilità di impiegare in modo utile il tempo della detenzione, svolgendo unicamente lavori per conto dell'amministrazione o corsi per qualche settimana l'anno. Si evidenziano le difficoltà connesse all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive disposte a carico di soggetti ritenuti in tutto o in parte infermi di mente e pericolosi. Nella realtà locale le strutture designate ad accogliere questa particolare categoria di soggetti
stante l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari, sono del tutto insufficienti, anche se la Regione Veneto è tra quelle meglio dotate. Infatti, in Veneto esiste una REMS e l'assegnazione su base regionale rende più complesso il collocamento di questi soggetti. Concludendo, viviamo in un'epoca, in un periodo di riforme che destano un acceso dibattito con prese di posizione sia della magistratura sia di altri attori del mondo giuridico. In questo particolare momento valgono le parole del Capo dello Stato, che lo scorso giugno, nel corso dell'incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio, ricordava che è compito altissimo quello che andrete tra qualche mese a svolgere nelle sedi che avete appena scelto. Da giudici o da pubblici ministeri dovrete prendere decisioni che incidono sulla vita delle persone, talvolta in modo anche drammatico. Il Presidente ha più volte ribadito che la responsabilità sociale che caratterizza la funzione giudiziaria impone anche il serio rispetto della deontologia professionale e sobrietà nelle condotte individuali. Mi preme sottolineare che nell'esercizio delle sue funzioni ed in ogni comportamento il magistrato deve ispirarsi a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità. Il Presidente prosegue nel suo discorso ricordando ai magistrati che le vostre determinazioni devono essere governate dalla saggezza del diritto. Nessun timore di possibili reazioni di pubblica opinione o di interessi coinvolti, ma attenta considerazione delle questioni, rifuggendo da ricostruzioni normative arbitrarie dettate da impropri desideri di originalità o peggio di individualismo giudiziario. A tal fine va sempre tenuto presente che la decisione rilevante è quella che l'autorità giudiziaria nel suo complesso sarà in grado di fornire, non solo quella del suo singolo attore. Questo deve sospingere da un lato a non personalizzare la decisione, quindi mai accanimento per sostenere tesi precostituite, e di indurre dall'altro ad un'approfondita valutazione del caso concreto per fornire alla decisione un'elevata forza di resistenza nei vari gradi di giudizio, così trova espressione l'unicità dell'ordine giudiziario nel suo complesso. Grazie. Avvocato Bortoluzzi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Signor Presidente, signor Procuratore Generale, autorità civili, militari e religiose, magistrati, colleghe, signore e signori. Nella mia veste di Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale di Venezia, porgo a tutti, anche a nome dei colleghi Presidenti di tutti i Consigli degli Ordini circondariali, il mio saluto in questa solenne occasione che, permettetemi, finalmente viene nuovamente celebrata nella sua sede storica. Mi fa piacere pensare che questo ritorno al passato possa essere interpretato come un segnale di esaurimento definitivo del periodo pandemico degli ultimi anni. E mi fa piacere pensarlo perché vorrei che anche in altri contesti, sempre nell'ambito giudiziario, potessero venire superate quelle prassi, giustificate forse dalla pandemia, che però di fatto hanno portato a una progressiva estromissione degli avvocati dalle sedi giudiziarie. La ineludibile informatizzazione della giustizia, infatti, non può e non deve comportare un sostanziale divieto di accesso alle sedi giudiziarie, men che meno per gli avvocati. Così come le ormai superate ragioni sanitarie non possono e non devono rendere difficile, ove non impossibile, l'esercizio della nostra professione a tutela dei diritti di tutti. Qui a Venezia, in un passato molto recente, sulle porte delle cancellerie del Tribunale Civile abbiamo visto affissi degli avvisi che recitavano testualmente: vietato l'accesso alle cancellerie. Non c'è più motivo per avvisi di questo genere.
Anche nell'ambito del processo penale l'informatizzazione è sicuramente necessaria ed è sicuramente una forma di progresso, ma la sua introduzione in modo troppo repentino e in collegamento con un momento unico nella nostra storia recente ha fatto sì che in sostanza siamo già alla seconda proroga della definitiva entrata in vigore. Proroga di 1 anno che io, nel corso del quale mi auguro venga posto rimedio alle molteplici criticità del portale che, scusate, ma sembra predisposto da chi non ha la più pallida idea di come funzioni davvero un procedimento penale. A queste difficoltà si aggiunge, questa sì pandemica, carenza di organici delle sedi giudiziarie, una carenza storica radicata negli anni. Tant'è che sul punto avrei potuto semplicemente ripetere quanto già detto da chi mi ha preceduto su questo banco negli ultimi 10-15 anni. La giustizia a Venezia, che siamo qui per questo, è sede distrettuale, versa in condizioni predecozionali, sia dal punto di vista logistico, anche se oggettivamente i lavori per la realizzazione e il completamento della Cittadella della Giustizia fervono, ma soprattutto dal punto di vista delle risorse umane, tanto dei magistrati quanto del personale di cancelleria. Abbiamo sentito i numeri, abbiamo letto la stampa anche locale in ordine all'aggravamento dell'arretrato del Tribunale di Venezia e sappiamo, per chi come noi le frequenta quotidianamente, che anche le udienze penali in primo grado sempre più spesso subiscono rinvii di molti mesi, se non di 1 anno. E questo con buona pace del nostro legislatore dell'89 che all'articolo 477, mai abrogato e nemmeno mai attuato, ha previsto testualmente che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il Presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. E dispone è un indicativo presente che nel lessico del legislatore definisce un obbligo e non una facoltà. E tutto questo non certo per l'ignavia di magistrati e personale amministrativo, che anzi, nell'esperienza veneziana, nella stragrande maggioranza dei casi, cerca in tutti i modi di fornire un servizio giustizia adeguato. Il vero problema è che Venezia ha un numero di magistrati e di personale amministrativo ampiamente insufficiente a consentire un corretto funzionamento della macchina della giustizia. È sicuramente una buona notizia il protocollo tra il Ministero e la Regione, ma io credo che tutte le amministrazioni territoriali possano e debbano fare di più, perché al di là dei freddi numeri, diciamo così, ciò che resta è che la giustizia è un servizio essenziale per la cittadinanza e il buon funzionamento di questo servizio incide anche sull'economia del Paese. Qui a Venezia abbiamo una situazione che non esito a definire drammatica con riferimento all'ufficio del giudice di pace, che è divenuto il luogo dove quotidianamente viene negata giustizia, perché una giustizia ritardata è una giustizia negata. Non posso che sperare che l'attuazione dell'autonomia differenziata con la richiesta da parte della Regione anche di questa materia possa portare qualche beneficio. Io, vedete, credo che sia inutile e per certi versi dannoso che ogni nuovo governo metta mano alla riforma della giustizia
se questo metter mano alla riforma della giustizia avviene solo attraverso modifiche delle procedure. La giustizia ha bisogno di forze fresche, di stanziamenti maggiori. Solo dopo aver ridotto con questi mezzi i tempi che ormai sono biblici dei processi, potremmo da un lato affrontare modifiche normative e dall'altro augurarci che queste modifiche normative abbiano un orizzonte sistemico, non siano occasionali e tengano conto anche del contributo che l'avvocatura può dare ed è sempre stata disponibile a dare. Contributo anche nella forma della collaborazione, che qui a Venezia ha consentito di avere una calendarizzazione ad horas delle udienze monocratiche penali, un'efficiente applicazione della normativa in tema di compensazione dei crediti professionali e la redazione di protocolli condivisi che aiutano e hanno aiutato a orientarsi nelle numerose riforme dell'ultimo periodo. Come tutti quelli che mi hanno preceduto, non posso non affrontare il problema della situazione carceraria. Agli inizi dell'estate del 2023, nel breve volgere di 2 settimane, si sono verificati 3 suicidi nel carcere di Santa Maria Maggiore. 3 persone che erano affidate alla custodia dello Stato hanno deciso e, permettetemi, hanno potuto togliersi la vita. Il 18 marzo del 1904 Filippo Turati così si rivolgeva alla Camera dei Deputati. Le carceri italiane rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta. Noi crediamo di aver abolita la tortura e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata. Noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune e la pena di morte che ammanniscono a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice. Noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori. Si diceva però anche sicuro che i nostri figli, ricordando l'attuale sistema carcerario italiano, lo considereranno con quello stesso senso di orrore con cui noi guardiamo quando andiamo in Castel Sant'Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e le altre segrete del Medioevo. 45 anni dopo, Calamandrei, riprendendo quel discorso, scriveva che i figli sono cresciuti i nipoti, ma il nostro sistema carcerario medievale è rimasto com'era. Ora, sono trascorsi altri 75 anni e il numero sempre crescente dei suicidi, la situazione di sovraffollamento e lo stato anche edilizio delle carceri mi consentono di dire che troppo poco è cambiato, che molto resta da fare. Il recente periodo di pandemia e la sempre maggior complessità della professione hanno inciso anche sull'avvocatura. La diminuzione degli iscritti alla facoltà di giurisprudenza, la conseguente diminuzione dei praticanti e quindi dei candidati all'esame di abilitazione, la perdita di entusiasmo dei colleghi più giovani sono solo una faccia della situazione, perché abbiamo assistito e stiamo assistendo anche all'abbandono della professione da parte di colleghi non più giovanissimi, molti dei quali hanno lasciato la professione dopo aver vinto concorsi pubblici. Questa professione, che io personalmente amo, non è più attrattiva come un tempo. In realtà da molto si sosteneva e da più parti che in Italia vi fossero troppi avvocati, ma
non sono e non possono essere queste né le modalità né le motivazioni con le quali si può procedere a una riduzione dei numeri. Lo scorso anno concludevo il mio intervento in questa sede affermando che la situazione della giustizia in Italia non è facile, ma che vale la pena continuare a lavorare perché migliori. Non ho cambiato idea e come me non ha cambiato idea la maggioranza degli avvocati, ma il sentiero è sempre più in salita e gli ostacoli aumentano anziché diminuire. So che questo mio intervento, rispetto a quelli che mi hanno preceduti, può apparire come quello che tratteggia un dipinto a tinte molto fosche. Però questa è la realtà che viviamo quotidianamente. Mi sostiene però una certezza: l'avvocatura continuerà imperterrita a tutelare i diritti di tutti con gli strumenti che il legislatore riterrà di fornirci e continuerà ad adoperarsi nei limiti di quanto le è consentito per migliorare questi strumenti e per segnalare criticità e problemi. Perché siamo avvocati e contribuiamo al funzionamento della giustizia, ma siamo anche cittadini e ci capita di aver bisogno del servizio giustizia. Ecco allora che mi sostiene e ci sostiene quella speranza di cui ho parlato all'inizio. Siamo usciti dalla pandemia. Non ci resta che uscire dalla palude nella quale è caduta la giustizia. Grazie. Grazie, Avvocato Bortoluzzi. Adesso procediamo alla dichiarazione formale di apertura dell'anno giudiziario e successivamente proseguirà il dibattito con gli interventi delle associazioni di categoria. In piedi. Chiedo al Presidente della Corte di dichiarare l'apertura dell'anno giudiziario. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2024 per il distretto di Venezia. Continuiamo dopo con il dibattito, ovviamente se le autorità possono rimanere siamo ben lieti, ma ci rendiamo conto che stante anche la giornata particolare possono esserci dell'impegno. Ci fermiamo 5 minuti e poi riprendiamo con il dibattito, la Corte, la Procura Generale e gli avvocati. Eccoci allora, siamo nuovamente in diretta da studio, avete visto l'inaugurazione dell'anno giudiziario in diretta dalla sede della Corte d'Appello di Venezia, Palazzo Grimani, molti gli interventi che hanno tracciato un quadro molto ampio di quella che è la situazione della giustizia nella nostra regione dai vari punti di vista. Qui in studio con me l'avvocato Fabio Crea. Buongiorno avvocato, grazie per essere con noi. Allora abbiamo visto e abbiamo sentito dalle parole un quadro sicuramente, se non allarmante, per molti aspetti preoccupante, no? Di quello che è il sistema giustizia nella nostra regione. Sì, direi che facendo una sintesi di quelli che sono stati gli elementi che da più parti sono stati evidenziati dal Procuratore Generale, dagli altri interventi, dal Sottosegretario Stellari, da ultimo dall'Avvocato Bortoluzzi,
Presidente del Consiglio dell'Ordine di Venezia. Direi che sono tre sostanzialmente le tematiche che sono state tracciate, che possono individuare gli aspetti più negativi di una situazione giudiziaria presente oggi. Il primo è sicuramente quello della recrudescenza di alcuni fenomeni criminosi, in particolar modo per quanto riguarda i reati che sono esplicitazione o manifestazione di aggressività. C'è oltre un 20% di incremento per quelli che sono gli omicidi e all'interno di questi ovviamente anche i femminicidi di cui si è tanto parlato. Questo è un aspetto che riguarda l'aspetto più criminale o criminogeno. Ci sono altri due aspetti invece su cui il sistema giustizia si deve concentrare secondo quelle che sono le condivisibili rappresentazioni e opinioni delle istituzioni, così come abbiamo ascoltato, e sono innanzitutto un sistema della carcerazione, il sistema carcerario che sta soffrendo tantissimo e soffre tantissimo per due ragioni. Il primo è quello di una edilizia che sicuramente è carente, sia negli spazi contenitivi attualmente esistenti, sia nella individuazione di ulteriori spazi di apertura di nuove carceri. Abbiamo sentito delle parole anche molto dure, no, da parte dell'avvocato Bortoluzzi proprio sulla situazione delle carceri, così come anche dallo stesso segretario Ostellari, anche per quanto riguarda purtroppo i numerosi suicidi e tentativi di suicidio che ci sono stati. Esatto, questo è un problema di natura sia logistica che di copertura degli organici, ma soprattutto di quello che è il sistema di vita all'interno delle strutture carcerarie, del sistema carcerario, che troppo poco spesso sentivamo delle indicazioni addirittura del 1904 di Turati, troppo poco spesso si dedica a quella che è la vera rieducazione del detenuto, e quindi questo sistema che è sostanzialmente incancrenito e fermo su un procedimento di risocializzazione è quello che maggiormente crea una situazione di frustrazione all'interno delle strutture carcerarie. L'altro aspetto è certamente quello degli organici, non soltanto all'interno delle strutture carcerarie ma anche all'interno delle strutture giudiziarie, che ovviamente incide sulla fluidità dell'attività giudiziaria, che è il primo elemento di risposta della giustizia richiesta dai cittadini. Certo, allora vedo che abbiamo collegato nuovamente da Venezia il nostro Filippo Fois con il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Filippo, a te. Sì, ecco, siamo in compagnia del Presidente della Regione Luca Zaia, che ringraziamo. Buongiorno. Grazie a voi. Non è un bellissimo quadro quello che abbiamo sentito oggi, sia per quello che riguarda l'aumento dei crimini, la radicalizzazione anche della criminalità organizzata, e poi una carenza di personale che oramai ha raggiunto dei livelli molto preoccupanti. Direi che partirei dal personale, quindi questa mancanza del 31% di impianto organica del personale è una mancanza che si sente, vuol dire che un posto su tre non è oggi occupato da un magistrato o da un dipendente in generale. E abbiamo delle punte importanti in generale sulla magistratura giudicante, dove mancano quasi il 19% di magistrati, sono 70 su 370 se non ricordo male. Dall'altro voglio anche ricordare però che sui reati bisogna guardare con attenzione i dati. I dati ci dicono che c'è stata una diminuzione dell'11% della criminalità organizzata, una diminuzione del 25%, quindi di un quarto di quello che sono i reati nella pubblica amministrazione, e dall'altro però abbiamo nuovi reati che sono rappresentati dalle truffe finanziarie, da tutto quello che sono le nuove tecnologie del mondo digitale e quelle inchieste che noi conosciamo, e poi 253 milioni di euro di bonus non dovuti per le facciate. Questo, fra l'altro c'è Treviso che si contraddistingue su questo per le note vicende. In generale poi Casalesi, 'Ndrangheta e criminalità organizzata presente in particolar modo nelle province, come ci è stato detto questa mattina dal procuratore generale Prato, in provincia di Verona, Vicenza e Padova, e poi nella parte orientale, quindi nel veneziano, la parte orientale per quanto riguarda i casalesi. Senta, se arrivasse l'autonomia, cambierebbe qualche cosa per la macchina della giustizia in Veneto? È stato accennato dall'avvocatura proprio questa mattina, che la speranza che ad esempio su tutto quello che è la giustizia di pace possa avere uno spazio.
noi un po' di autonomia l'applichiamo già. Ringrazio il Presidente della Corte d'Appello Citterio, il Procuratore Generale Prato per aver ricordato tutti gli accordi che abbiamo firmato. Addirittura noi siamo stati la prima regione d'Italia, siamo ancora gli unici, adesso è stato annunciato che lo farà il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, ad avere un accordo per il quale si possono far scorrere le graduatorie della Regione del Veneto per le assunzioni direttamente nell'ambito della magistratura. Grazie Presidente. Marta, noi ti restituiamo la linea anche perché da quello che abbiamo capito sta per riprendere la seduta. Adesso dovrebbero parlare 8 rappresentanti delle associazioni di categoria con 8 interventi di 5 minuti l'uno. A te la linea. Va bene, grazie Filippo per questa lunga diretta con la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora, per chiudere, Avvocato Crea, un altro punto veramente sul quale hanno molto insistito è quello del personale, il personale dei tribunali che sta davvero rischiando di inceppare la macchina della giustizia. Abbiamo sentito dalle parole, no, del dottor Citterio addirittura di una grande percentuale di processi che rischiano appunto la prescrizione proprio per queste difficoltà che si incontrano. Ma sì, il problema degli organici è un problema che riguarda non solamente, come qualcuno può immaginare, i giudici e quindi l'ordinamento giudiziario. Il problema del personale riguarda anche, forse soprattutto, il profilo amministrativo, cioè degli impiegati, quelli di cui parlava prima il governatore. E certamente il primo passo verso la possibilità di rendere fluida l'organizzazione giudiziaria è sicuramente quello di consentire, al di là di un procedimento, un processo di informatizzazione su cui si è soffermato anche l'avvocato Bortoluzzi in maniera condivisibile, non in termini assolutamente positivi, ma al di là di questo la necessità di un'implementazione di quello che è l'organico amministrativo è assolutamente necessario. Oggi, come dicevo prima, il personale, sia in termini di amministrativi, sia in termini di personale penitenziario, è assolutamente necessario per restituire velocità e dignità a tutta la macchina della giustizia. Senz'altro, questo davvero è un elemento importante. Allora io la ringrazio davvero, Grazie. Avvocato, per essere stato con noi quest'oggi in questa lunga diretta che abbiamo fatto dedicata appunto all'inaugurazione dell'anno giudiziario. No, aspetti un attimo perché vedo che si è ricollegato il collega Filippo Fois, forse riesce ad intervistare anche il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari. Allora ci intratteniamo ancora per un attimo per sentire l'intervista del collega Fois. Filippo, a te. Siamo in diretta. Onorevole, non è un bel quadro quello che abbiamo sentito oggi per quello che riguarda l'amministrazione della giustizia in Veneto. Lei ha detto comunque bisogna guardare anche al bicchiere mezzo pieno. Ma assolutamente sì, noi abbiamo fatto grandi lavori che ovviamente vanno letti a 360 gradi e costituiscono in questa dimensione il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo guardare a quello nella consapevolezza che dobbiamo fare ancora di più per rendere questo bicchiere completamente pieno. Questa è il messaggio. La presenza della criminalità organizzata nella regione la preoccupa? La presenza di criminalità organizzata preoccupa tutti, preoccupa i cittadini, preoccupa noi, preoccupa chi ovviamente deve operare nelle strade e questo è uno dei temi che ovviamente dobbiamo affrontare, non solo come giustizia ma come Paese. Grazie ad Andrea Ostellari, sottosegretario della giustizia. Lasciamo andare anche perché adesso parlano le associazioni di categoria. Vedete che alle mie spalle è già ripresa la seduta. Marta, ti restituisco la linea. Ho visto prima passare alle tue spalle anche l'onorevole Erika Stefani. Per caso riesci a fare una battuta al volo prima di chiudere il collegamento? Mi senti, Filippo? Adesso proviamo a vedere se riusciamo a rincorrerla, ma sì, ti sento perfettamente. Il punto è che, come vedete, il palazzo è abbastanza stretto e in questo momento c'è molto traffico perché stanno uscendo tutti. Noi vediamo un po' se... eccola.
Vediamo se riesci a rintracciarla prima che Ci siamo, che scusami vada. Marta. Sì. Eccoci, scusate, mi scusi, siamo in diretta, senatrice. Bene. Senta, il quadro che è stato fatto oggi è un quadro veramente molto difficile per quello che riguarda la gestione della giustizia in Veneto, sia per l'aumento dei reati che soprattutto per questa carenza oramai strutturale di personale. Ma se noi guardiamo le relazioni del Ministro della Giustizia, le relazioni sulla giustizia, anche risalenti agli anni 50, lamentano carenza di organico, carico, arretrati e purtroppo, lo devo dire, c'è un problema incancrenito nella giustizia che si trascina veramente da anni. I tentativi che si fanno e che si sta facendo anche con questo governo sono dei tentativi proprio per riuscire a sbloccare e per andare verso un miglioramento. Il sottosegretario Stellari ha utilizzato un'immagine, no? Guardiamo al bicchiere mezzo pieno sapendo che lo dobbiamo riempire. Ora tutto il sistema per le assunzioni che è stato inaugurato, che si è aperto per rimpinguare l'organico di magistrati, è stato fatto per, lo sappiamo, un magistrato non lo crea in 3 mesi. Come i medici non li ricrea in 3 mesi, perché parliamo anche di problematiche anche estese. Sulla questione anche del personale amministrativo, anche questo veramente preoccupante, da anni lo trasciniamo, adesso vediamo che ci sono delle assunzioni, sono sempre dei modi per affrontare. E il tema della giustizia sembra un tema molto delicato e io mi unisco a una doglianza che è stata sollevata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Le riforme non le fai modificando il rito. La riforma Cartabia è andata a incidere per l'ennesima volta sul rito, che vuol dire cambiare continuamente le procedure. La giustizia ha bisogno di denari, ha bisogno di risorse. Non modifichiamo continuamente il rito, ma investiamo nella giustizia in termini proprio di risorse economiche. Grazie alla senatrice Erika Stefani e vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio per questo collegamento. Grazie ancora all'avvocato Fabio Crea per essere stato con noi. Noi chiudiamo qui questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ci rivediamo tra poco con la prima edizione dei nostri TG. Una buona giornata. Ora linea alla regia con la pubblicità.